Mancano una quindicina di secondi al via di questa seconda corsa dal Savio di Cesena. Inizia la kermesse del Tommaso Grassi Award 2022. I 10 driver che si sfideranno nelle prossime 6 corse per decretare poi l'ordine, per scegliere i cavalli della finale. Sono in 9 al via. È ritirato di Kiki Alor, prende punti d'ufficio quindi Antonio Di Nardo. Si va in partenza all'1 Dollaro Light Giuseppe Porzio Junior, 3 Dulcinea di Casei Francesco Tufano, 4 Ducan Vincenzo Gallo, 5 Druso Antonio Greppi, 6 Dubai Pax Alessandro Gocciadoro, in seconda fila 7 Dylan Chris Manuel Pistone, 8 Detto Fatto Laumar Tommaso Gambino, 9 DJ Roberto Vecchione, 10 Divina Breed Jos Verbeck. L'autostart entra in dirittura e va a lanciarli. In avvio è velocissimo Druso che scavalca Ducan, mentre c'è l'errore di Detto Fatto Laumar. In terza posizione Dulcinea di Casei a precedere Dollaro Light, mentre all'esterno è rimasta DJ che precede i soli Dubai Pax e alla retroguardia Dylan Chris. I primi 200 in 15.8, ha ridotto drasticamente il ritmo sin da subito Antonio Greppi. Salchi a Druso che riprende ovviamente in mano, gli altri si sistemano nelle posizioni alla corda, tranne Dubai Pax che risale all'esterno trascinandosi Dylan Chris. 32 addirittura per i primi 400 metri di corsa soporiferi. Druso in vantaggio, Ducan nella sua scia in terza posizione, sempre Dulcinea di Casei, mentre Dubai Pax ora su un'altra frazione in 17 si va a portare a diretto contatto dei primi. Inizia ovviamente ad accelerare allora Druso, che ha fatto 600 metri di nulla, Dubai Pax all'esterno, sempre Dylan Chris in pariglia avanti a Divina Breed. Allo steccato è sempre Ducan a precedere Dulcinea di Casei, quindi Dollaro Light alla retroguardia DJ. 31,7 il seconda frazione, poco meno di 1,4 per la metà gara di Druso e Antonio Greppi, che proseguono salti battistrada al chilometro in 1,19. Dubai Pax che prova a impegnarlo al largo, muove in terza corsia ora Dylan Chris che cerca di dare il parziale sulla dritta opposta alle tribune. Druso che allora allunga, Dubai Pax in difficoltà, Ducan sempre lì allo steccato, la dritta di là passata in 14,3 in accelerazione secca. Druso in vantaggio, Dylan Chris che prova ad attaccare, Ducan che li segue da vicino, poi ancora Dulcinea di Casei, la piegata conclusiva passata da Druso in evidenza in 14,3 ancora, entra in retta, arriva in vantaggio Druso, prova a sferrare un altro attacco Dylan Chris, va di dentro Ducan, centropista Dulcinea di Casei in difficoltà, Druso si deve difendere dall'attacco esterno di Manuel Pistone che sul palo con Dylan Chris lo copre completamente e lo costringe alla fotografia. Al terzo posto finisce Ducan. Io ho 28,4 sul mio cronometro per l'arrivo. Druso che negli ultimi 50 metri si è attaccato tutto sulla guida destra e Antonio Greppi ha dovuto sostenerlo in maniera energica al largo. Dylan Chris con Manuel Pistone arriva a velocità doppia e sul palo batte l'avversario. Il 7 e i 10 punti vanno a favore di Manuel Pistone per il training di Roberto Faticoni, la scuderia Chicca Blu.